118 potenziato per le emergenze durante queste vacanze estive 2024, periodo nel corso del quale Venezia con i suoi residenti e gli oltre 8 milioni e mezzo di presenze di turisti all'anno vede aumentare la richiesta di interventi di soccorso. È qui che si inserisce il progetto Vacanze Sicure 2024 anche in Laguna. In Venezia di novità abbiamo un rinnovamento dei mezzi, un rinnovamento dei software proprio per accelerare quelli che sono le possibilità di intervento sulla popolazione, ma soprattutto stiamo assestando un sistema che chiamiamo oggi potenziamento estivo, ma Venezia, viste i connotati, viste le iniziative, direi è un continuo adattamento a delle situazioni particolari. Venezia è sede di riferimento regionale per le grandi emergenze e da cui parte il coordinamento lungo tutto il territorio. Il Centro di Venezia fa da coordinamento per alcune attività particolari come le grandi emergenze e poi è sede del Dipartimento regionale, quindi coordina un po' gli aspetti generali di funzionamento del sistema. Garantire a tutti, residenti e turisti, gli stessi servizi sanitari, efficienza del sistema, personale formato, dotazioni più moderne, idroambulanze con pedane elevatrici, barelle elettriche per utenti e personale. Ormai Venezia è un luogo di incontro e in questo incontro si realizzano delle concentrazioni di persone, di eventi tali per cui il sistema deve essere sufficientemente dimensionato, ma soprattutto sufficientemente preparato per affrontare queste situazioni che da eccezionali stanno diventando ordinarie. Venezia, per sua natura, città impegnativa, con una struttura sanitaria operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24, senza sosta. Purtroppo abbiamo visto anche recentemente con episodi che hanno segnato la cronaca di questa città quanto sia importante per poter salvare anche poche vite intervenire immediatamente nel modo giusto.